Allora, buonasera a tutti. Comincio il mio intervento facendo una piccola riflessione. Ho sentito un sacco di cose interessanti oggi, no? Abbiamo sentito la parola amore, abbiamo sentito la parola entrare in punta di piedi quando si parla di aziende, no? Quando una persona entra nella vostra azienda. Come si presenta, come si propone. Io normalmente utilizzo la psicologia proprio in questo modo. Cioè cerco di capire qual è la storia dell'imprenditore, di quell'azienda, per poi da lì risalire a dove è arrivato oggi come oggi e capire eventualmente in che modo o in che momento qualcosa che si poteva fare non è stato fatto e eventualmente come fare a recuperare quel momento. Lo faccio sfruttando alcuni dati. Tipo, non lo so, chiedo l'organigramma, ecco, a volte l'organigramma diventa una delle cose più misteriose, no? No, non ce l'ho, no, non è pronto, lo sto riorganizzando. L'organigramma invece è molto importante perché definisce in maniera chiara e cristallina il ruolo di una persona all'interno della propria azienda. Che cosa fa, che cosa non può fare, quali sono le sue competenze. E da lì cominciamo un attimino a fare una discussione, quindi anche. Su che cosa? Sul tipo di formazione che ci chiedono. Perché la formazione spesso in azienda è stata fatta di tutto e di più. E uno dice, ma che formazione hai fatto? Ma ho fatto cose in merito alla comunicazione, ho fatto cose in merito alla leadership, ho fatto cose... Hanno funzionato? No. Abbiamo un problema quindi, no? Allora chiamo uno psicologo, perché arriva lo psicologo, perché se non ha funzionato niente, perlomeno lo psicologo troverà la soluzione dei problemi. Cioè, se non lo sa lui... Ecco, il punto è che molto spesso si perde un po' il contatto con i nostri dipendenti, no? Con quel capitale umano che dovremmo valorizzare e crediamo di farlo nel modo più corretto e invece magari lo facciamo in un modo che crediamo sia corretto, ma di fatto non è nella direzione giusta. Allora dobbiamo cercare di capire qual è il reale contatto anche che esiste tra l'imprenditore e la propria azienda, che non si sia nel tempo per andare alla ricerca di costanti sviluppi, di costanti nuove opportunità o possibilità, che non sia andato perso in realtà il contatto con quella matrice, con quella base, con quell'humus che invece è fondamentale per il sostentamento dell'azienda, per garantire il fatturato e per garantire effettivamente una continuità nel tempo di quel lavoro. Perché la maggior parte delle aziende che stanno nel nostro tessuto regionale sono partite tempo addietro con un nonno che è partito con una piccola stalla, con un garage e via dicendo, l'ha ereditata il figlio che la sta passando al padre, al nipote, però magari nel tempo si è perso qualcosa e devo capire che cosa si è perso per poter trovare il modo di trasmetterlo o di aiutare la trasmissione a chi verrà dopo. E questo è uno dei miei compiti. Abbiamo sentito persone che dicono si entra in punta di piedi. La dottoressa prima ha detto mi sono presa del tempo per capire che cosa stava succedendo. Io faccio lo stesso. E 9 su 10 devo cambiare il progetto formativo che mi hanno proposto. Perché il progetto formativo non è adeguato. Non è adeguato perché non tiene conto di alcune cose fondamentali. Allora spesso dico, senti ma... Al titolare dell'azienda, senti, se ti vengo tipo qualche giorno in azienda così a gratis, vengo, vedo, sento, percepisco un po' l'aria che si respira e via dicendo, e poi pianifichiamo insieme il lavoro che andiamo a fare, ti piace di più come idea? Allora c'è ancora chi è titubante perché non è sicuro poi se non gli vado a scoprire qualche altarino, cosa che non mi interessa assolutamente, però qualcuno di illuminato fortunatamente o di più illuminato di altri c'è e ci dice sì, venga dottore, allora guardi, noi abbiamo fatto questo, facciamo così, resto lì, mi muovo un pochettino e comincio a respirare un po' l'aria che c'è. Inizialmente vengo percepito come un corpo estraneo, poi un po' si acclimatano le persone alla mia presenza e quando si sono acclimatate a questo punto riesco a capire che cosa effettivamente manca. E a quel punto, quando so che cosa manca, so anche dove andarlo a cercare e come fare per portarlo. E quando l'ho capito poi diventa tutto molto più facile e allora lì la formazione non è più solo di natura psicologica, che è una formazione di tipo il titolare dice guarda dobbiamo fare questa formazione, vai e fai questa formazione, no, è anche una formazione psicologica rivolta allo stesso imprenditore che trova più competenza
e trova più orientamento magari in qualcosa che sta facendo, e i soldi, al posto che investirli in una direzione che magari non è particolarmente proficua, li investi in un'altra, valorizzando molto di più quello che è il capitale umano, che è la grossa differenziazione che c'è tra quello che vuol dire poter avere un'azienda che funziona, dove si sta bene, dove si respira una buona aria, e dove invece magari la gente resta attaccata perché c'è una grossa precarietà del mercato e non vuole abbandonare il posto di lavoro, e quindi ci sta male. Si respira questa differenza, è palese, è palese. Ecco, il Presidente prima diceva abbiamo una grossa opportunità, perché abbiamo un capitale umano che è altamente sottosviluppato, è vero, è vero. Abbiamo fatto tantissima formazione tecnica, perché abbiamo percepito la formazione spesso e volentieri come un adempimento di legge, e invece la formazione non è solo un adempimento di legge, è la minima parte dell'adempimento di legge. Il di più è proprio il discorso di valorizzare qualcuno. Quando noi ci troviamo, mi capita a volte in aziende, senti, ma formazione? Sì, no, abbiamo fatto questo, quello, quell'altro ancora. E come l'hanno preso il dipendente mi ha detto, ma ti ho fatto qualcosa di male che mandi proprio me? No, non è così che funziona. Io formo te perché in te ho visto qualcosa di più che mi puoi essere utile in un settore strategico della mia azienda, e ti posso dare delle opportunità e delle possibilità che poi mi tornano indietro a me come crescita e come vantaggio. Però questo a me psicologo mi dice anche qual è il criterio con cui l'imprenditore vede la formazione, giudica, valuta, pesa e considera, perché questo come lo trasmette poi ai suoi dipendenti. Allora mi domando effettivamente come sia meglio operare, e allora in quel caso lì magari mi siedo prima e mi prendo altro tempo nel quale riesco a discutere con l'imprenditore e a vedere e rivedere piani, idee, perché mi chiede questa cosa e via dicendo. E così si presenta un quadro, no? Un certo tipo di assetto mentale, e sono tutti dati importanti che noi non li abbiamo se entriamo in formazione. Quando arriviamo, ti hanno commissionato queste ore di formazione, vai, comunicazione. Ma serve? Ma non si sa, ci hanno detto di sì. Vabbè, non serve a niente questo. Questo è tempo buttato via per entrambi, per l'imprenditore e per il formatore. Non è qualità, è tutto quello che può essere eccetto che qualità. La qualità sono altre cose. Questo è una cosa molto importante, molto molto importante. Io qua quando stavo riguardando gli appunti che ho fatto mentre sentivo, se dobbiamo riportare la persona al centro del progetto, se dobbiamo colmare quel vuoto che diceva l'assessore Donazzani in merito a chi fa le risorse umane, chi si occupa di risorse umane, dobbiamo andare a domandarci effettivamente quanto importante per noi è quel capitale umano, quanto per noi a volte in certi momenti si è dimostrato utile, magari non siamo così pronti a restituirgli quella gratitudine, che non è necessariamente vero che debba essere una gratitudine restituita in denaro. Per noi psicologi il denaro si chiama stimolo funzionale autonomo, ossia è una cosa che non ha nessun valore, perché il valore che ha glielo attribuisce chi lo riceve. Però se qualcuno di voi sapesse o fosse a conoscenza che un impiegato, un dipendente, si è distinto nel lavoro che faceva e che aveva l'interesse di poter andare a fare un viaggio ad Amsterdam con la moglie, non potremmo al posto che dargli del denaro andare a investire quel denaro proprio per pagargli un viaggio? Paradossalmente parlando sembra una sciocchezza, però quanto più gratifica una persona nel sentirsi riconosciuto nei propri desideri all'interno dell'azienda in cui sta magari da 15-20 anni e di cui ne è innamorato. Incrementa tantissimo il senso di appartenenza. Noi parliamo di commitment, prima la dottoressa ha parlato di commitment, i commitment sono 3 i sensi di appartenenza, normativo, affettivo e continuativo. Il peggiore di tutti è il continuativo, perché il continuativo è dettato da un senso di appartenenza dettato dalla precarietà del mercato. Il migliore è quello affettivo, perché io mi riconosco nell'azienda, nei valori di quell'azienda. E se qualcuno si riconosce nei valori di quell'azienda è disposto anche a soffrire per quell'azienda, è disposto anche a lottare, perché l'essere umano ama ciò per cui soffre, no? Questo lo sappiamo. Per cui se io riesco a tenere viva questa fiammella, posso riuscire ancora di più a ottenere il massimo da delle persone che sono già in mio possesso. Ecco che la formazione a questo punto cambia nuovamente aspetto,
e siamo costantemente in una fase di transizione. Siamo passati dalla formazione iniziale di cui abbiamo parlato inizialmente, che io entro in azienda e faccio formazione su ciò che mi viene commissionato, all'attenzione che io ho nel recuperare la storia che ha contraddistinto quell'azienda e l'ha distinta da tutte le altre anche all'interno dello stesso comparto produttivo, ok? Ho lavorato a fianco con l'imprenditore nel capire sogni, desideri, valori e prospettive e ho individuato quale potesse essere la formazione migliore da poter offrire con quei soldi che comunque erano stati destinati a un investimento per la formazione del proprio personale, che era la risorsa migliore. Non mi sembra poco. Ora, quante delle persone che voi avete chiamato a far formazione davvero si sono prese questo impegno? Quante delle persone che sono venute da voi e vi hanno proposto corsi, vi hanno proposto formazione, adempimenti di legge, vi dice, hanno davvero lavorato con questo spirito? Io credo poche. Sto nel mondo della formazione ormai da qualche anno, credo poche. Ecco, bisogna colmare quella differenza che abbiamo proprio perché siamo innamorati delle nostre aziende, proprio perché le nostre aziende rappresentano la nostra identità. E l'identità è una cosa fondamentale, proprio perché investiamo dei soldi, lottiamo tutti i sacrosanti giorni. L'assessore Donazzano ha dato dei numeri, signori, questa crisi si è portata via delle vite umane. Non è una crisi che è passata così come un brutto temporale, non dobbiamo dimenticarcelo. Chi qua ha tenuto botta, chi qua è riuscito a resistere perché ha creduto in quello che stava facendo, perché non ha mai smesso di lottare giorno dopo giorno e perché a volte la difficoltà è grande, perché a volte la sensazione di aver perso il controllo, di non sapere più cosa fare o dove andare esiste per tutti, non solo per l'imprenditore assediato dai creditori, non solo per l'operaio che non arriva a fine mese, non solo per tutti, perché fa parte dell'essere umano. E più che mai in questo momento figure come la psicologia e quindi gli psicologi sono fondamentali per un supporto che sia costante e continuo a chi già tanto ha dato fino adesso, a chi si è già spremuto fino all'osso. Ecco, io mi congedo con quest'ultimo pensiero perché non mi piace né tediare né annoiare le persone. Riflettete su quali sono i vostri obiettivi e le vostre priorità. E poi, prima di appaltare qualcosa a qualcun altro, domandatevi se effettivamente la psicologia non possa essere determinante per raggiungere i vostri obiettivi. Grazie.